Rieccoci insieme. Lascio un attimo in stand-by perché comunque ci racconterà anche cose interessanti Ivana Fogo. Passiamo invece a Paolo Righetti della CGIL, questione lavoratori, che comunque gli ha dato la segretaria. Allora, qual è la situazione invece per quanto riguarda le aziende che hanno aperto, per i lavoratori che hanno ripreso, ma anche per tutti coloro che invece ancora non hanno avuto l'opportunità di riprendere, o c'è stata la cassa integrazione, soldi ancora non hanno ricevuto, ci sono varie situazioni problematiche. Sì, io farei un ragionamento di carattere generale. Siamo entrati in quella che è stata chiamata fase 2, in una fase di riapertura che per noi deve essere graduale, articolata, indispensabilmente collegata alla messa in campo preventiva di tutte le misure di prevenzione e di sicurezza per la salute di tutti. E noi intendiamo questa priorità non intanto in modo dogmatico o ideologico, ma perché ha un duplice effetto, una duplice necessità, quella di rispondere alle esigenze